No, I'm not a writer. Ok. Che razza di giornata uggiosa, porca miseria. Vabbè, sto andando avanti col sito qua che devo finire e oggi volevo continuare il discorso della rubrica Il mio camper, no? Stiamo facendo il giro dei gavoni. Allora, sì, premetto per chi non ha seguito la puntata precedente, se non hai seguito la puntata precedente, che può essere secondo me fonte di ispirazione, può essere una cosa interessante far vedere cosa uno ci mette dentro al camper per avere effettivamente sempre tutto a portata di mano e non farsi mancare niente, no? Può essere utile a chi ha già il camper o chi pensa un attimo di spostarsi in un camper e dice ma quanta roba mi starà, cosa mi porto, non mi porto, e vediamo assieme. Passiamo al gavone numero 2. Non mi sono pettinato, vero? Che brutta persona. Comunque vediamo un attimo il gavone numero 2, è decisamente meno interessante dell'1. Gavone numero 2 ci abbiamo zucchero di cannabis, caffè, sale grosso, sale massiccio, sale fino, l'ennesimo accendino, devo aver paura di rimanere senza, teiera per il tè, saluta teiera, dai, saluta, ciao, sta gran grattugia, pellicola trasparente, della pericolosissima carta alluminio che non userò mai, non è quello che pensi tu, no, questa è valeriana. E le scorte di caffè sono un po' ovunque, cioè un po' qua, un po' là, un po' su quest'altro gavone, quindi questa la trovi un po' ovunque. L'orzo, perché io d'estate non riesco a bere il caffè d'estate già il clima ti pressa un po', no? E il caffè ti complica un po' il tutto, quindi questo di prima mattina. Una caramella. Questo qui in realtà serve a mettersi, serve da metterlo per tenere aperto l'oblò dietro dove c'è la bici, siccome non puoi aprirlo tutto, questo è giusto per tenerlo aperto quel po' finché tocca la bici. Sta gran collection di bustine di tè e tisane, i fiori di Bach. Sì, qui ti avevo detto non c'è niente di strano, di interessante, però insomma vedi, non ci si fa mancare niente neanche qua. Infatti qua vedi, se tu guardi dietro i pacchetti di alluminio, in questo caso questo è della Coop, è mio, perché si dice sempre la Coop sei tu, quindi è mio. E ci sono sempre le solite avvertenze, nel senso che non utilizzare il foglio in alluminio per coprire cibi umidi contenuti in recipienti o piatti da portata in metallo. E vabbè, qua solo nei forni a microonde che lo consentano. E poi vedi qua, questo è interessante: evitare il contatto con alimenti fortemente acidi, aceto, succo di limone, pomodoro eccetera, o fortemente salati. Questo perché ci sono molti cibi, leggevo in un documentario, una spiegazione che avevo ascoltato, che assorbono poi i metalli dell'alluminio, quindi insomma vedi, sono quelle cose che effettivamente non ci facciamo mai caso, ma meglio evitare. Questo via, fuori dal camper. Bene, gavone numero 2 fatto, alla prossima gavonata, ciao!